Eccoci qua, allora apriamo, come vi accennavo prima durante la rassegna stampa, una finestra su una questione della quale ci siamo a lungo occupati, della quale continuiamo e continueremo ad occuparci perché pone in rilievo una serie di temi importanti per la riflessione pubblica e di pubblico interesse. La vicenda relativa alla strage di Erba, io do il benvenuto e il buongiorno a Felice Manti, caporedattore del giornale, con Edoardo Montolli, autore già a suo tempo del libro La controinchiesta sulla strage di Erba, Il grande abbaglio, che trovate in edizione e in versione aggiornata su tutte le piattaforme e in tutte le librerie. Grazie Felice e buongiorno. Buongiorno caro Giulio. Allora, Da dove, po- questa da do- vicenda qui, da dove vogliamo dove partire? Io ti partiamo? lascio subito la parola perché tu sei stato, dico solo questo, molto attento, oltre che alla ricostruzione dei fatti, citavo il libro non a caso, insieme a Edoardo Montolli, anche a tutti gli altri aspetti che accennavo, ai quali accennavo poco fa, perché questa storia ci mette in luce non soltanto l'aspetto appunto dei fatti in sé, non soltanto l'aspetto giuridico e non soltanto l'aspetto di alcuni valori costituzionali fondamentali, no? Ma anche una questione importantissima, il ruolo del racconto giornalistico, dei mass media, dei mezzi di comunicazione. E naturalmente qui voglio citare la conversazione che abbiamo avuto l'altro giorno con Gian Loreto Carbone, l'inviato di Chi l'ha visto. Ho citato anche Mm. pubblicamente la risposta che ha dato Federica Sciarelli a ciò che ha detto Carbone. Carbone ha detto in sintesi quello che aveva già detto a suo tempo uno degli autori della celeberrima trasmissione Chi l'ha visto, cioè che sono state fatte pressioni perché Chi l'ha visto non si occupasse più dopo una prima puntata che ebbe un clamoroso successo di pubblico, tra l'altro, perché raccontava cose vere e inedite, per questo interessanti per tanti. Beh, dopo quella prima puntata non si doveva più parlare di quella vicenda. Pressioni pesanti anche da parte della Commissione di Vigilanza Rai di Serinaldi. Lo ha confermato pochi giorni fa Gian Loreto Carbone, ha smentito tutto Federica Sciarelli, che ha detto che lei non si ricorda di aver subito pressioni e ha sempre agito di testa sua. Allora, qui c'è un ruolo, c'è un discorso importante anche sul discorso informazione, sul quale tu Felice sei molto molto attivo e giustamente, perché altrimenti cosa ce ne facciamo di tutti i nostri bei codici deontologici? Tra l'altro ce n'è uno, tu saprai correggermi, ce n'è uno molto dettagliato anche sul racconto delle vicende giudiziarie, al quale dovremmo attenerci come giornalisti, se no ti arriva il richiamo e le censure, che non sono mai arrivate a nessuno su questi temi. Su altre cose invece sì. Ti lascio la parola perché sai districarti molto meglio di me, Felice. Allora, sul fatto che l'ordine non si sia mai mosso rispetto a certe storture nella comunicazione giudiziaria, questo è un fatto, ma io non sono così sicuro che non succeda in questa volta. Anche perché noi abbiamo, diciamo, di fronte due narrazioni. Noi abbiamo avuto una narrazione, io non la chiamo colpevolista, io la chiamo, diciamo, come dire, stanca, ritrita, vecchia, stantia, che ripete sempre le stesse cose. Quello l'ha riconosciuto, c'è una macchia di sangue, ci sono le confessioni. Questa narrazione è una narrazione incompleta e parziale perché non entra nel merito del come questi elementi che apparentemente sembrano granitici a chiunque sono stati generati ed è questo il cuore della questione che il PG di Milano, Cuno Tarfus, l'ha sollevato nella sua richiesta di revisione. Fondamentalmente lui dice che l'origine di queste tre prove è talmente dubbia da metterne in discussione l'attendibilità. Siccome sono queste le tre prove che, secondo le sentenze, sono, diciamo, i pilastri su cui si regge l'accusa, il fatto che queste tre prove siano in qualche modo indebolite nella loro formazione da elementi di interferenza esterni, la catena di custodia della macchia di sangue, una possibile subornazione del test da parte di un carabiniere che magari in buona fede ha fatto delle domande assertive che non sono da farsi durante un interrogatorio nei confronti di una persona che ha subito uno shock psicologico, e questo lo dicono i manuali, no? C'è anche ovviamente il tema delle confessioni che sarebbero state in qualche modo estorte, ma tutto questo, come dire, non sta in piedi se non si valutano le prove scientifiche. Questo è un processo in cui la scienza improvvisamente, magicamente scompare. Questo è un processo in cui la scienza può, diciamo, prendere, o meglio, la scienza che dice che una macchia repertata come lavata è giudicata pura, viene considerata una prova attendibile, e questa cosa va contro la scienza. Ci sono delle confessioni che hanno 243 punti di errore rispetto ai rilievi scientifici dei RIS e queste confessioni vengono prese per buone.
c'è il riconoscimento di una persona che non è immediato, ma è successivo dopo una serie di situazioni poco chiare, e ci sono manuali di scienza che dicono che il ricordo può solo peggiorare, non certo migliorare, eppure quel ricordo è stato considerato credibile. Quindi questo è il tema. Il tema è che per la prima volta nel mondo giudiziario, nel processo, la scienza è stata, diciamo, teoricamente accantonata, così come l'idea che tra due persone, diciamo, un po' sgraziate, un po' goffe come lo sono io, possono aver compiuto una mattanza del genere e essere usciti di casa senza lasciare tracce né nella macchina, né nel corridoio, né nell'appartamento ovviamente dove si sarebbero lavati, tranne una piccola macchietta che, come abbiamo scritto noi già nel 2007, potrebbe essere frutto di contaminazione involontaria, circostanza che lo stesso carabiniere che fece i rilievi ha in qualche modo certificato off the record alle Iene. E qui veniamo al punto. Quando un giornalismo, anziché indagare sulla verità, o meglio, porsi dei dubbi, porsi delle domande, porre degli interrogativi, anche rispetto al fatto che quella prova sia buona, no? O meno, quando il giornalismo rinuncia a questa missione, il giornalismo è finito, perché se no diventa bollettino delle procure. E questo è il primo punto. Oggi i giornalisti si lamentano della legge Cartabia, perché la legge Cartabia, a loro dire, impedisce di lavorare. Perché gli impedisce di lavorare? Io e Edoardo Montoli abbiamo costruito un libro solo sulle carte dell'accusa, perché la difesa al tempo non aveva prodotto nulla, perché non poteva produrre nulla, perché era arrivata lunga, come si dice, non fuori tempo massimo, quindi non aveva fatto alcun tipo di indagine difensiva all'inizio del procedimento quando noi ci siamo interessati. Noi abbiamo preso le carte dell'accusa e abbiamo trovato delle conclusioni diametralmente opposte rispetto a quelle dei giornali, con le stesse identiche carte, perché basta guardare le carte per capire che c'erano delle cose che non andavano. Se io non voglio guardare le carte, se io mi fido di una verità giudiziaria che mi viene recapitata sulla scrivania, io non faccio giornalista, io faccio il bollettino delle procure. E questo è il rischio che qualcuno oggi solleva, il fatto che senza la Cartabia, senza il documento da cui fare contro il C, contro il V, non si possa fare giornalismo. Io contro questa logica combatto e sto per fare delle iniziative private e pubbliche con l'ordine dei giornalisti proprio per puntare di vista su questa vicenda qua, perché non possiamo nasconderci dietro la Cartabia per dire che non possiamo lavorare. Noi possiamo lavorare benissimo, purché la si smetta di fare copia e incolla dei bollettini delle procure e di accettare acriticamente che delle prove che buone non sono, non perché lo dice Felice Amanti dal 2007, o Edoardo Montoli dal 2007, ma perché oggi ho visto un magistrato la cui credibilità internazionale è alle stelle, che è stato presidente della Corte Penale Internazionale dell'AIA, come Cuno Darfus, dice che non sono buone, e non lo dice da giornalista, lo dice da magistrato, da uomo di legge. E anche di fronte ai dubbi sollevati da un magistrato che tutto è fuorché in cerca di visibilità, la cui azione nei confronti di queste due persone rischia di, come dire, condizionarne anche la carriera, quel crescere la carriera, perché questa cosa lo porterà in attrito pesante, lo sta portando già in attrito pesante con la Procura Generale, con i suoi uffici, con i suoi capi e con i suoi colleghi. Lui ha il coraggio di andare avanti. I giornalisti di fronte anche a questo coraggio non fanno altro che diminuire, strumentalizzare, sminuire la portata di questa decisione. È una delle pochissime volte in Italia che la procura e la difesa sono d'accordo nel riaprire un procedimento. Di fronte a tutto questo, quando il giornalismo resta inerme, quando il giornalismo resta silenzioso, muto, io ho il sospetto, e solo il sospetto, che questo mutismo, questa rassegnazione sia fondamentalmente da un lato l'incapacità di capire cosa sta succedendo, dall'altro la paura di ammettere che in questi 17 anni si è raccontata una vicenda parzialmente, si è evitato di mettere in evidenza le criticità che ci sono, temendo che questo avrebbe potuto in qualche modo disinnescare una condanna che ai più pareva ormai scritta nella pietra. Ma quando al momento dell'udienza preliminare i legali hanno rinunciato al rito abbreviato, che avrebbe preso una piega tombale su questa vicenda, e quando all'udienza preliminare, dopo la decisione degli avvocati di chiedere il rito normale, sono arrivati i RIS, che di fatto sono diventati testimoni della difesa, perché hanno dichiarato che nonostante gli sforzi analitici profusi, cito a memoria, perché quelle carte le conosco ormai a memoria, non sono riusciti a trovare prove scientifiche che collocassero i due nella scena di delitto e collocassero le vittime nella scena di casa Bazzi Romano. Di fronte a queste due evidenze, qualsiasi giornalista come me avrebbe dovuto interrogarsi e dire: ma com'è possibile? Questo è quello che abbiamo fatto io e Edoardo Montoli, niente di più.
Eppure per aver, come dire, sollevato il coperchio e fatto uscire la puzza che veniva da quelle carte, noi dal 2017 siamo in continuazione bersagliati da una parte dei colleghi, dall'opinione pubblica, legittimamente, dagli inquirenti, che in tante circostanze, piano piano queste cose verranno fuori, hanno in qualche modo ostacolato il nostro lavoro. Non vorrei che anche la vicenda di Chilaviso rientrasse in questa strategia. Perché lo dico? Perché in tante situazioni, anche dentro i giornali con cui abbiamo fatto una serie di iniziative, noi abbiamo percepito che c'erano delle pressioni dall'esterno per impedirci di lavorare. Ok? Non posso mai dimenticare che un collega che non si era mai occupato di questa vicenda, mentre noi ci occupavamo di questa vicenda, riuscì a intervistare un ex compagno di cella di Olindo. Non faccio il nome né del collega né del soggetto, perché poi questo sarà, elementi per altre vicende e non posso aggiungere altro. Però quel compagno di cella era un famoso personaggio che era capitato per caso con Olindo e aveva detto alla psicologa del carcere che quel signore, il romano, era vergine come l'acqua, ok? Non avrebbe mai potuto compiere quella mattanza lì. Ed è anche da lì che è partita il tam tam che ha portato il principe del coro di Como, Ezio Faccia, e poi Fabio Schemmi e Luisa Bordò a occuparsi di queste vicende quando ormai erano dentro e la chiave era stata praticamente buttata, no? Cioè di loro avvisare che c'è qualcosa che non andava. Ebbene, la stessa persona a distanza di qualche anno, proprio mentre si discuteva sul mio giornale della loro possibile innocenza, arrivò a fare un'intervista dicendo che lui aveva sempre detto che Olindo Romano era colpevole, sostenendo esattamente il contrario di quello che aveva sostenuto prima. Questo è un fatto, e di questi fatti ce ne sono a bizzeffe. Anche di fronte a questa incredibile capriola di alcuni personaggi, penso anche al cappellano del carcere, che anche lui ha avuto un ruolo attivo nella richiesta di aiuto raccolta da Olindo Romano Rosabazzi, poi ha negato di essere stato protagonista di questa richiesta d'aiuto e non capisco perché, e non lo so perché, e non mi interessa sapere perché. Però sta di fatto che è successo, per cui tante cose ci portano a pensare che qualcuno non abbia interesse a rivelare la verità. Io lo capisco, perché rivelare la verità vuol dire non che Frisamante e Edoardo Montoli hanno capito prima degli altri che c'era qualcosa che non andava. Questo fa parte del gioco. Edoardo Montoli e Frisamante hanno capito che questo sistema, questo cortocircuito mediatico giudiziario è servito, è lo stesso a incassare Berlusconi, a incassare Tortora, a incasinare il dibattito sulla presunta o vera trattativa Stato-mafia, a fare luce sul decennio buio degli anni 90, ma arrivo anche a ipotizzare che in qualche modo abbia inquinato le indagini sul caso Moro, sulla strage di Bologna, sulla piazza della Loggia, insomma, no? Sul fatto che oggi non c'è una verità giudiziaria che possa assumere il rango di verità storica, e questo è un grosso problema per questo paese. Io dico che è lo stesso meccanismo distorto che ha portato a non avere una verità giudiziaria chiara, netta, precisa su queste vicende e ha portato il dibattito per dire essere inquinato da queste contaminazioni di suggestioni, prove, illazioni, teoremi non superati, abbia in qualche modo toccato anche vicende di cronaca nera che apparentemente dovrebbero essere fuori dal dibattito politico, perché io posso anche capire che una parte della magistratura, legittimamente o meno, di fronte al rischio che certe riforme possano in qualche modo modificare il loro modo di operare, nel bene e nel male, possono legittimamente, avanzare dei dubbi sulla tenuta o sull'affidabilità di una classe politica, dimostrando che in qualche modo quella classe politica è corrotta, è marcia, no? Ci sta, non voglio discutere, non voglio dire che c'è una separazione dei poteri, questi sono tutti discorsi che lasciamo a quelli che parlano bene, a quelli bravi, a quelli che vanno in TV. Io faccio un altro discorso, io dico, per la prima volta tocchiamo con mano il fatto che una cattiva informazione manipolata dagli inquirenti ha portato a delle condanne e soprattutto avrebbe ingannato l'opinione pubblica, consegnando all'opinione pubblica e di conseguenza alla magistratura, che è sempre molto attenta a sentire l'odore della piazza, è sempre molto attenta a scegliere tra Gesù e Barabba in base a quello che dice la folla, ok? Quindi se l'opinione pubblica è stata ingannata, bisogna dirlo, bisogna rivendicare il fatto che qualcuno ha sbagliato, qualcuno ha scritto cose che non ha verificato, qualcuno ha preso per buone delle opinioni che non erano buone. E oggi mi dico, di fronte al fatto che tutti hanno capito che il re è nudo, che anche il più convinto, tra virgolette, colpevolista, oggi si rende conto che quelle 3 prove non sono sufficienti, anche qualora Olindo Romano fosse realmente colpevole,
in un paese in cui il diritto, lo so diritto è un caposaldo, una persona con l'indro umano merita un altro processo e che si faccia che risulti nuovamente colpevole. Saremo tutti contenti perché vorrebbe dire che potremo sistemare gli anticorpi per indagare su eventuali errori ed eventualmente fare giustizia nel bene e nel male. Ma il fatto che ci siano stati giornalisti che dicono la richiesta di revisione è una follia, ma figurarsi, ma è impossibile, ma figurati, il quadro granitico è tutto perfetto, è tutto a posto, è tutto ma come mai? Come fa un giornalismo che si dice tale ad accontentarsi dello status quo e a impedire alla gente di pensare, a dire alle persone non pensare, non dubitare? Questo c'è il Grande Fratello, ragazzi, ma stiamo scherzando? Ecco Scherzando, Felice, e perché questa gente lo fa? Io ho ecco, il timore che, finisco, trasmissioni come Chi l'ha visto, che avevano un grande impatto sull'opinione pubblica, siano state fermate, guarda caso, alla vigilia della sentenza di Cassazione, che avrebbe potuto e dovuto, come dice Tarfusser, sollevare alcuni dubbi sulla bontà delle prove a sostegno, cioè entrare nella forma del processo, non nella sostanza, ok? Il fatto che quella trasmissione sia stata registrata in tutta la messa in onda segnala il problema dei problemi. Oggi l'informazione pubblica rispetto a temi di rilevanza giudiziaria nazionale e rispetto a temi che riguardano l'opinione pubblica ha dei condizionamenti. Allora, come oggi, chi è che mette in piedi questi condizionamenti? Io non lo so. Non ho ricevuto dirette pressioni, ma ho percepito pressioni anche sul nostro lavoro e qualche volta mi hanno chiuso le porte proprio perché qualcuno non voleva che io andassi troppo in là, ma io non mi sono mai fermato in questi 17 anni, né io né Edoardo Montoli né altri colleghi che in questi anni, con Antonio Monteleone, hanno deciso di sposare questa causa giusta, che, chiudo, non voglio più insistere su questo tema, è una questione di giornalismo, è una questione di professionalità, è una questione di ricerca della verità, che dovrebbe essere l'unica cosa che ci muove. E così, evidentemente, per questi colleghi non è. allora Felice, io volevo sottolineare proprio questo aspetto, no? Allora, in questa storia, e tra l'altro anche il tempo che è trascorso, perché stiamo parlando di una pressione, quella effettuata su chi l'ha visto, anche se la Mm, conduttrice Federica Sciarelli dice che mm, non c'è non ha ricordo, per essere più precisi, lei ha usato vabbè. queste parole, non ho ricordo di aver subito pressioni, ho deciso sempre di testa mia. Però Gian Loreto Carbone, che è un inviato di grandissima esperienza e un autore della trasmissione, dicono il contrario. Parlano di pressioni e tirano in ballo anche la commissione di vigilanza RAI, dalla quale io non ebbi a suo tempo nessuna delucidazione, nessuna spiegazione e chiesi ad alcuni commissari e al presidente Lainati. Zero assoluto. Stiamo parlando di cose accadute 10-12 anni fa, per la precisione nel Sì, 2011. 2011. 2011, quindi 12 anni fa, che è una cosa già di per sé impressionante. Cioè oggi stiamo discutendo di qualcosa che è accaduto 12 anni fa a livello di censura. A livello di fatti si potevano benissimo conoscere già 16 anni fa. E quindi stiamo parlando di cose che si sono trascinate per 16 anni. Già il tempo ti dice che sono cose insopportabili, diciamo, no? E soprattutto in discussione qui c'è una cosa molto semplice. Chi ha esaminato i fatti l'ha pensata come te, come Edoardo, come me, come Gian Loreto Carbone, come mi viene da dire l'unica persona che in questi ultimi tempi ho visto cambiare opinione pubblicamente è stata Cinzia Tani. L'ho vista su Rai 1, mi sembra, l'ha detto onestamente, io ero convinta della colpevolezza di questi due, ho fatto un'operazione molto semplice, ho consultato gli atti e le carte, ho studiato, ho visto i fatti e mi sono fatto un'opinione del tutto opposta, che è quello che fa in sintesi anche il procuratore Tarfusser, il quale non dice questi due sono innocenti, dice semplicemente che non andavano condannati. E non è una distinzione capziosa, no? Non è un gioco di parole. Significa che gli elementi sulla base dei quali sono stati condannati non stanno in piedi. Allora noi di questo dovremmo discutere, però voglio dire, solo una persona ha ammesso sì, approfondendo i fatti ho cambiato opinione. Cosa c'è da difendere qui? Ti domando questo, perché allora se tu ammetti che per caso Tarfusser ha ragione, viene fatto un processo e non c'erano gli elementi per condannare questi due, ma te le immagini che sciagura, che valanga di sciagure una dopo l'altra? Perché dovremmo ammettere che una quantità spropositata di persone ha evitato di guardare i fatti per propagandare delle menzogne, delle bugie. Per difendere che cosa? Questa è una bella domanda. Allora, io non mi stupirei se il processo non venisse riaperto, ma questo non significherebbe che la valanga si ferma, perché in quel documento lì
professor Tarfus, solleva una serie di questioni, di obiezioni che riguardano inquirenti, magistrati, giudici, periti e in qualche modo anche l'informazione. E io credo che, diciamo, quelle micce accese da questo documento non possono essere spente con un colpo di bacchetta magica, perché inevitabilmente, se io dico che quelle confessioni sono estorte, in qualche modo estorte, no? O io ho ragione, e quindi il PM che le ha estorte deve subire un procedimento disciplinare, o quantomeno deve spiegare se è vero o non è vero, oppure Tarfusser ha torto e quindi deve pagare Tarfusser. Delle due l'una. Oggi siamo al punto redazione delle due l'una. O abbiamo ragione noi, che abbiamo letto le carte, abbiamo sollevato dei dubbi ragionevoli sulle prove che hanno portato la loro colpevolezza, e aggiungo io anche sulla loro colpevolezza, ovviamente. È un giornalismo che invece si è accontentato di queste prove, a mio avviso, fragili sin dall'inizio, e ha costruito su queste prove fragili una narrazione che si è basata fondamentalmente su una serie di documenti e vicende riportate de relato, evidentemente, senza che i colleghi ci facessero sufficiente attenzione. Qual è il tema oggi? Il tema oggi è che trasmissioni... Allora, facciamo il punto, chiariamo subito una cosa. Se in questo paese la giustizia funzionasse, non esisterebbero le Iene, non esisterebbe Striscia la Notizia, non esisterebbe Quarto Grado, non esisterebbe Chi l'ha visto, non esisterebbe Un giorno in pretura, non esisterebbero tutte queste trasmissioni che giustamente vivisezionano le storture della macchina giudiziaria. Quindi la mission di Chi l'ha visto qual è? Quella di prendere una verità istituzionalmente sancita dai processi, nel bene e nel male, e vivisezionarla. Questo fa Chi l'ha visto, riaprire vecchie questioni, e Chi l'ha visto lo fa benissimo. Tanto è vero che è una delle poche trasmissioni che dà fastidio al potere giudiziario, perché in tante circostanze ha messo la magistratura in difficoltà. Penso per esempio al caso di Elisa Claps. Elisa Claps, il corpo della ragazzina era in quella chiesa da anni. Chi l'ha visto è entrata e dentro la vicenda ha interrogato, ha sollevato questioni, ha posto dubbi, ha messo insieme dei pezzi. Alla fine il corpo di questa ragazzina si è trovato, Chi l'ha visto ha fatto giustizia della povera Elisa Claps. E questa è un'azione oltremodo meritoria che fa Chi l'ha visto. Ecco perché Chi l'ha visto è una risorsa per questo paese e per noi giornalisti. Mi dispiace che proprio per una vicenda del genere Chi l'ha visto abbia avuto uno stop. E mi dispiace soprattutto, non mi sorprende che l'abbia avuto, mi dispiace che abbia acconsentito questo stop, perché lo stop è pacifico. Che poi la dottoressa Sciarelli dica che non ha ricevuto pressioni, sta alla sua coscienza. Poi, ci possono essere delle pressioni sottili, ci può essere una moral suasion, ci possono essere dei segnali che la dottoressa Sciarelli ha colto e che gli hanno suggerito di evitare di occuparsi di questa vicenda. Di fatto che anche la dottoressa Sciarelli, evidentemente, ha rinunciato, e questo sarà l'elemento di un'indagine che cercherò di fare in questi giorni, ha rinunciato al suo dovere di giornalista, perché ha scientemente deciso di censurarsi e di autocensurarsi. Cioè, esiste una colpa più grave per noi giornalisti? Io oggi alla Sciarelli, probabilmente in queste ore, chiederò: ha commesso un errore a non andare in onda la puntata? Oggi che questa vicenda viene fuori, oggi che questa vicenda dà ragione anche alla vostra ricostruzione, si è pentita di questa scelta? Io non so cosa mi risponderà la dottoressa Sciarelli, se mi risponderà mai al telefono. Ma non è questo il tema. Il tema è che ancora una volta si dimostra che questa vicenda qui è così trasversale rispetto alla politica, rispetto al rapporto tra la politica e i mezzi di informazione, rispetto al rapporto tra la politica e la giustizia, rispetto al rapporto tra la giustizia e i mezzi di informazione. E mi sembra miope il fatto che oggi nessun partito politico voglia accendere i riflettori su questa vicenda qui. Perché mai, come questo esempio, la vicenda della strage di Alba racconta la distorsione tra l'informazione, il racconto giudiziario, la verità giudiziaria e il rapporto con la politica. Io non mi dimenticherò mai che quando venne fuori all'inizio che uno degli assassini poteva essere Azuso Marzuc, Mastella si registrò un grandissimo malore, perché siccome lui era uscito con l'indulto, qualcuno già a cadavere caldo accusava di fatto Mastella, strumentalizzando l'indulto del 2005, di aver liberato un assassino. Quindi già allora la vicenda era politica. Io ricordo la copertina della Padania che diceva, in dialetto milanese, io non sono milanese, non lo posso dire, due di noi, che si interrogava sul perché due lombardi
avessero compiuto una mattanza del genere, e si interrogava perché aveva di dubbi anche la Padania, giustamente, perché quelle modalità non erano italiane e non lo sono mai state. Anche su questa vicenda è creato un colpevole silenzio, perché quelle dinamiche, quegli sgozzamenti hanno altre origini e altre fattezze, e forse lo scopriremo, forse no, vedremo. Ma diciamo, sin dall'inizio quella vicenda era politica. Io ricordo l'esultanza di alcuni soggetti politici che oggi sono al governo dire: giusta sentenza, bene, facciamo giustizia, benissimo. Io me ne ricordo, caro Giulio, non me ne posso dimenticare. Io ho questo problema, che mi ricordo le cose, pensa un po'. Io mi ricordo che io mi aspetto che torni a essere politica, perché se fosse vero che due persone non colpevoli sono state giudicate tali sulla base di una serie di informazioni distose che i giornali non hanno verificato, che le TV non hanno verificato, e che anzi sono diventate strumento più o meno consapevole di questa propaganda colpevolista, pubblicando, diciamo, elementi parziali, verità parziali, forse addirittura manipolate, pur di sostenere questa tesi che oggi si dimostra in tutta la sua fragilità. Se fosse vero questo fatto, noi dobbiamo interrogarci seriamente su che cosa è la giustizia in questo paese, perché è facile fare i garantisti quando alla sbarra dell'imputato c'è Silvio Berlusconi, o c'è Massimo D'Alema, o c'è Giuseppe Conte a Bergamo per la pandemia, altra vicenda Felice, dolorosissima di cui mi sono occupato. sì. È facile fare i garantisti quando sul banco degli imputati ci sono i nostri alleati. È molto, molto più difficile quando sul banco degli imputati ci siamo noi stessi, cittadini, inermi, indifesi, vittime di questa macchina di carne che tutto distrugge, tutto macina, che ha fatto vittime illustri come Enzo Tortora, che però alla fine l'ha fatta franca, è stato assolto. Tutti dicono che Tortora è il più grande pregiudiziario, ma Tortora alla fine è stato assolto dopo il suo calvario. Felice, assolto. Ti giro un messaggio di Edda, una nostra ascoltatrice, tra i tanti che sono arrivati, che pone il quesito essenziale, no? Uno dei quesiti essenziali. Ma il motivo della condanna a tutti i costi di questi poveracci qual è? Per coprire cosa? E il discorso è affrontato anche dal nostro collega Antonino Danna, che ci sta seguendo, e mi scrive: mi preoccuperei di più del caso Sciarelli che del caso Giletti. Felice, che ne pensa? E non lo chiedo per far polemica gratuita, ma perché un conto è essere due Cristi in croce qualunque, come me, come te, come la Bazzi e Olindo, anziché patinati conduttori sotto i riflettori. Che ne pensi, Felice? Allora, sin dall'inizio, quando, ripeto, il nome di Azzuzzi è uscito fuori come possibile colpevole, si è capito che quella mattanza non poteva restare impunita, perché sarebbe stato un messaggio devastante alla popolazione, perché voleva dire che, come è plausibile pensare, Senti, scusami Felice, posso fermarti solo un attimo? Perché tu hai richiamato questo aspetto. Io lo butto là perché è una cosa che non mi sono mai chiarito mentalmente, no? Pur avendo cercato di studiare come voi avete fatto tutte le vicende e gli atti. Allora, qual è mai il motivo per cui nel cuore della notte, e io mi ricordo che l'indomani faccio la rassegna stampa, come tutte le mattine, e leggo che è ricercato per aver fatto strage della famiglia Azouz Marzouk, no? Il tunisino. Allora, memore della vicenda di Erika e Omar, dove si diede la colpa agli albanesi e qualcuno ci ricamò anche sopra, io ho preso la notizia con molta cautela. Mi ricordo che quella mattina, nonostante i titoli dei giornali, io fui molto cauto perché ho detto: a botta calda vediamo cos'è sta. Cioè, il colpevole a botta calda non mi convince, no? Oltretutto poi si scoprirà immediatamente la mattina stessa che Azouz è in Tunisia. Allora io mi domando questo però: per quale motivo una procura, un procuratore capo, il defunto credo adesso Lodolini, procuratore capo di Como, e tutti i suoi sostituti procuratori fanno una conferenza stampa per raccontare ai giornalisti che un colpevole c'è già, è ricercato e si tratta del tunisino Azouz Marzouk? Avranno avuto degli elementi, credo, molto corposi, o è stata una cosa talmente, diciamo, raffazzonata da rasentare l'incredibile? Perché altrimenti una spiegazione si deve dare a quella conferenza stampa, no? Perché? Allora, questo è elemento di grande ragionamento e io provo a tornare a quella notte lì. Nel momento in cui si trova una donna uccisa, la suocera, tra virgolette, uccisa, il figlio ucciso, la casa data alle fiamme e il padre assente, due sono i fatti.
o il padre era bersaglio stesso di questa mattanza, vero e unico obiettivo per il suo ruolo nel traffico di droga nel Marchese Leccese, compreso dei presi in Ponte Lambro, per il suo litigio con lo spesino Maurizio Grati nel carcere, per questioni inerenti al traffico di droga generali e comunque risalenti a faide tra appunto marocchini, gang di marocchini e tunisini per il controllo di quelle piazze, o Aziz ne era protagonista. E quindi purtroppo io ricordo, che qualche testimone vide Aziz Marzouk a passeggio con Raffaella Castagna nei giorni immediatamente precedenti, nello specifico dell'Immacolata, cioè l'8, e lo dice ai carabinieri. Questo perché in realtà quello che era con Raffaella Castagna non era Aziz, ma era il suo fratello, che a distanza non troppo ravvicinata sembrava fondamentalmente lui. Quindi se io vedo una persona che assomiglia ad Aziz a spasso con Raffaella Castagna, penso che sia Aziz. Per cui io non vorrei che lì per lì qualcuno si sia fatto ingannare dalla somiglianza e abbia, chiesto in giro se Aziz fosse città, qualcuno ha detto sì, lo abbiamo visto noi, in realtà era il fratello. Questa è una delle ipotesi concrete. C'è un verbale in cui una testimone dice l'ho visto fare shopping nel centro di Erba l'8 di dicembre. Okay? L'altra questione è che evidentemente sin dall'inizio ai magistrati non è stata sfuggito la modalità con cui è stata fatta questa mattanza. Sgozzamenti, non certo colpi d'arma da fuoco, un po' più tipici di quelle zone. Se io voglio fare una strage di vicini di casa, il coltello è complicato. A fucilate. Soprattutto se io sono alta 1,40 m e Raffaella Castagnato 1,80 m, appena 100 kg. Sei d'accordo con me? Sì? Certo. Procurarci un coltello e sferrare delle coltellate al buio in un ambiente pieno di fumo e colpire Frigerio alla gola dove doveva esserci la carotide e non ucciderlo perché lui ha una malformazione congenita. Ci vuole una grande perizia. Probabilmente gli inquirenti erano già sulla pista giusta, cioè c'era un regolamento di conti in corso, perché la famiglia del video lo scopriremo un mese dopo, era coinvolta in questa grande operazione di spaccio, in questa piazza di spaccio contesa. Probabilmente lo stesso appartenente da quella Castagna poteva essere in qualche modo considerato un punto sensibile dello spaccio di droga, non lo so, faccio un'ipotesi e me ne assumo la responsabilità. Sta di fatto che certamente quella notizia che si era stato Aziz ha inquinato, ha avvelenato ipotesi, ovviamente i giornalisti se la sono bevuta subito, è stato Aziz, tant'è che, ripeto, qualcuno ha sollevato la questione politica e ha detto, hai visto? Mastella ha liberato un delinquente, un assassino, Mastella ha le mani sporche del sangue della povera Raffaella Castagna, l'hanno scritto, care Giulio, e lo trovo se vuoi, ti trovo anche la dichiarazione. Cosa è successo poi? Che evidentemente fatta questa figura di palsa, per non dire poco, probabilmente Guarda Vigili si è molto molto risentito e probabilmente, ma questa è un'ipotesi giornalistica che faccio, che rientra nel mio inalienabile diritto di critica. Vedete, bastava una telefonatina al procuratore capo che l'ha fatto e ha detto ma che cazzo dici, Rodolini? E da qui, ma questa è un'ipotesi giornalistica di cui mi assumo la responsabilità, magari questi hanno detto ragazzi, dobbiamo trovare un colpevole perché abbiamo fatto una figura di palsa e non possiamo più permetterci di sbagliare. Le prime 24-48 ore sono decisive per la raccolta delle prove. Io mi domando cosa hanno fatto nelle prime 24-48 ore. Non ti so dare una risposta, però ti so dire per certo che già quella sera qualcuno, andando a casa di Linda e Rosa e trovando in un potenziale sguardo assassino e uno scontrino del McDonald's accartocciato, esibito su richiesta, non certo prontamente da Rosa Bazzi, non certo, immediatamente, ma alle 2:30 del mattino. E non perché Rosa Bazzi non si trovasse lì, perché Rosa Bazzi è stata inquadrata dalle telecamere già alle 2:30 sulla scena di diritto, desolata per quello che stava succedendo a casa sua, visto che lei era molto gelosa di casa sua, no? Questo è un fatto su cui forse è opportuno riflettere, perché nelle 24 ore successive al compimento della mattanza qualcuno già individuava nei bianchi vicini di casa dei possibili colpevoli. E questa circostanza probabilmente può avere in qualche modo interferito nella visione, no? Nella lucida analisi della scena di diritto, anche perché, proprio perché la dinamica portava allo spaccio di droga, perché concentrarsi sui vicini di casa?
Questa è la domanda che mi faccio e che mi sono sempre fatto e che nessuno ci vuole fare. Io ti faccio anche un'altra domanda. Se i vicini di casa non fossero intervenuti, no? Che cosa avremmo visto? Avremmo visto una casa data alle fiamme, nessun riconoscimento oculare, 3 persone morte, e lì, nel bene e nel male, quella roba lì avrebbe portato nel bene e nel male in un'unica direzione, quella di Aziz Manzouk. Invece, purtroppo, i vicini di casa hanno fatto il loro dovere civico, sono intervenuti per capire perché qualcuno stava morendo, hanno provato a soccorrere e purtroppo sono rimasti vittime di questa mattanza, e questo ha cambiato i piani degli aggressori. Ma dove volevano andare a parare gli aggressori? Qual era il vero scopo di questa mattanza? Mandare un segnale ad Azzuzzi? Che segnale? Che cosa volevano, che cosa cercavano in quell'appartamento? Che cosa hanno trovato in quell'appartamento? Che cosa manca da quell'appartamento? Non lo sappiamo. Chi aveva le chiavi di casa di quell'appartamento? Noi sappiamo, perché ce lo dice Carlo Castagna a processo, che in quella casa ogni tanto alloggiavano degli amici di Aziz. Sulla scena del delitto ritrovano un mazzo di chiavi di cui non si conosce il proprietario. Di chi sono quelle chiavi? Perché a queste domande, questa inchiesta non ha mai dato una risposta? Perché dopo che i 2 vengono in qualche modo individuati come possibili colpevoli, una serie di operazioni, come dire, di investigazione vengono congelate? Perché alcune intercettazioni in corso non vengono fatte e altre che non sono state fatte vengono fatte? Perché dopo le confessioni non ci sono più elementi a traccia di una possibile pista alternativa? Perché tutta una serie di indagini non sono state fatte nei tempi e nei modi giusti, nonostante ci fossero delle enormi evidenze che qualcosa non andava? Come sappiamo ci sono delle persone che sono state viste dai testimoni oculari sulla scena del delitto. E quelle persone a verbale non avevano alibi, eppure su quelle piste non si è mai indagato a sufficienza. E io mi chiedo perché? Felice. Io non ho risposte, io faccio domande, io faccio giornalista, le risposte le diano altri. Però le domande vanno fatte oggi. Dobbiamo salutarci qui per il momento. Ci risentiamo certamente perché sono in ballo questioni veramente che riguardano tutti noi. Io ti ringrazio per mantenere l'attenzione su queste questioni di interesse generale, che è il mestiere che dovremmo fare noi. Grazie a Felice Manti, caporedattore centrale del giornale. A presto, Grazie Felice. a voi per la vostra pazienza, grazie. Un nuovo modo per sostenere